Il Duomo di Padova, detto anche Cattedrale di Santa Maria Assunta, è situato in centro a Padova. Appena arriviamo in Piazza del Duomo, restiamo un po' delusi, specie se siamo arrivati dalla Basilica di Sant'Antonio. Infatti, avendo la facciata incompiuta, la cattedrale fa un po' la figura di Cenerentola, anche perché, pur contenendo innumerevoli opere d'arte, queste ultime sono state eseguite, come vedremo, da artisti di secondo piano. Tuttavia, il Duomo di Padova è stato progettato da uno dei più importanti artisti del Rinascimento, e cioè niente meno che Michelangelo Buonarroti. La prima cattedrale patavina sorgeva probabilmente nell'area dell'attuale Sagrato, nella zona segnata oggi da una colonna in pietra, sormontata da una croce. Nonostante diverse ipotesi, infatti, sia gli sporadici scavi effettuati in più occasioni, sia gli studi più recenti in merito, sembrano concordare su una fondazione alto-medioevale, con un'aula basilicale di tipo aquileiese. Questa prima chiesa fu riedificata in forme romaniche e consacrata dal vescovo Olderico nel 1075 sull'area dell'attuale e venne parzialmente ricostruita dopo il famoso terremoto del 1117 che investì gran parte delle città venete. Fu poi radicalmente modificata, nella copertura con volte a crociera del presbiterio e delle navate, sotto il vescovo Stefano da Carrara nel XIV secolo. Nella prima metà del XV secolo, durante l'episcopato di Pietro Donato, a causa delle continue opere che si rendevano necessarie per il consolidamento della fabbrica, si era giunti alla convinzione che fosse necessario pensare ad una più radicale opera di sistemazione. I lavori però iniziarono quasi 100 anni dopo cioè, nel 1537, quando il vescovo Francesco Pisani ordinò di avviare la progettazione del nuovo edificio, furono presentati i progetti di Andrea da Valle e Jacopo Sansovino, ma alla fine si scelse quello di Michelangelo. La prima pietra fu benedetta il 6 maggio 1552 e solo il 14 aprile 1582, il vescovo Federico Corner inaugurava il nuovo presbiterio con le 2 sagrestie. La costruzione si protrasse per molto tempo. Il tempio fu completato sotto la guida del vescovo Giorgio Corner, durante la prima metà del 1700, dall'architetto Girolamo Frigimelica Roberti, affiancato da Francesco Tentori e Antonio Gaspari, con gli interventi tra gli altri dell'architetto Giorgio Massari e dell'ingegner Giovanni Poleni. La facciata, tuttavia, rimase incompiuta. Il Duomo di Padova si innalza tra il Palazzo Episcopale e il Battistero. La pianta è a croce latina. Sulla terza campata si eleva un tiburio ottagonale e sulla crociera del transetto l'alta cupola. Ai lati del presbiterio si innalzano 2 sacrestie, quella dei canonici e quella dei prebendati. Tra quest'ultima sacrestia e il braccio del transetto destro si eleva il campanile. Le porte laterali aprono rispettivamente sul piccolo cortile della Canonica e su via Dietro Duomo, verso l'ingresso carraio del Palazzo Episcopale. Per dimensioni è la terza chiesa di Padova, è lungo, infatti, 96 metri. Ricordiamo che la Basilica di Santa Giustina è lunga 125 metri e quella di Sant'Antonio 120 metri. Tuttavia, tra le cattedrali diocesane del Triveneto è la più grande, superando di ben 16 metri il Duomo di Vicenza, inoltre ben più larga, più alta, ha maggior volumetria e capienza di posti in piedi e a sedere. La prima cappella che si apre sulla navata destra, dall'ingresso, con altare donato nel 1760 dalla Fraglia dei Calzolai, ospita una pala opera di Dionisio Gardini e raffigurante San Pio X, che in fu seminarista a Padova. Originariamente vi era posta una tavola di Giambattista Mingardi raffigurante il martirio dei santi Crispino e Crispiniano, protettori dei Calzolai. Dopo la cappella di San Lorenzo Martire, troviamo quella di San Lorenzo Giustiniani. Il grande altare fu voluta dal vescovo Nicolò Antonio Giustiniani per onorare il suo santo antenato. Il vescovo committente è sepolto nella cappella. Dal 1809, dietro all'altare è posto
celato da una lastra marmorea, il corpo di San Leonino vescovo di Padova, un tempo venerato nella chiesa di San Leonino in Pra della Valle. Nell'altare seguente, una moderna raffigurazione del Sacro Cuore a sostituzione di San Carlo Borromeo in preghiera, opera di Battista Bissoni, già nella Basilica Antoniana. Arrivati al transetto destro notiamo subito il grande altare, opera di Mattia Carneri, della Cappella della Madonna dei Miracoli. Nel retro dell'altare si trova una scala che consentiva al vescovo di pregare sotto l'immagine della Madonna. L'icona della Madonna dei Miracoli si riteneva che fosse opera di Giotto e che l'avesse posseduta Francesco Petrarca. Recenti studi ritengono che la sacra immagine sia più antica. Quest'icona si utilizzava nelle solenni liturgie della cattedrale e divenne subito cara ai cittadini, tanto che ai vespri del sabato i canonici presero l'uso di raccogliersi intorno all'immagine, intonando un'antifona mariana. Il dipinto veniva anche trasportato all'esterno in solenni processioni, tanto che fu necessario, nel XIV secolo, preservarlo dall'usura con delle copie. 2 di questi dipinti sostitutivi si conservano tutt'oggi al Metropolitan Museum of Art di New York e al Museo Diocesano nel Palazzo Episcopale. Nel XVII secolo l'icona storica fu esposta sull'apposito altare nel nuovo transetto destro, ma a causa di un incidente, nel 1647 fu danneggiata. Venne subito sostituita con una copia identica, tanto che si scoprì che non era l'originale solo nel 1974. Sul lato destro notiamo l'arca del cardinale Francesco Zabarella, sormontata da monumentale arcosolio gotico su cui sono poste 5 statue attribuite a Rinaldino di Francia. La statua centrale raffigura Maria Vergine. Il monumento si trovava nella precedente cattedrale romanica e precisamente nella cappella di San Paolo. L'arca fu rimontata nell'attuale posizione nel 1641 dal conte Giacomo Zabarella, che commissionò a Luca Ferrari le decorazioni pittoriche a sostituzione degli affreschi quattrocenteschi presenti originariamente. In occasione del 3° centenario della morte di San Gregorio Barbarigo e in conformità delle disposizioni della CEI nel 1997 è stato inaugurato il nuovo presbiterio. L'opera è di Giuliano Vangi, sue sono le decorazioni, l'altare, l'ambone, la cattedra, il crocifisso e le statue dei patroni padovani. Tutto il nuovo spazio, che si innalza al di sotto della cupola e sul transetto, è in marmo di Carrara. Non è stato asportato nulla di antico, solo le balaustre sono state ridimensionate e ricollocate. L'opera è stata accolta con pareri discordanti, infatti, per qualche critico non risulta affatto in armonia con il resto del monumento. Nella cripta è conservato, all'interno dell'urna romana posta sotto l'altare, il corpo di San Daniele Martire, trasportato dalla Basilica di Santa Giustina nel 1076.
L'attuale sistemazione dell'altare, con le parti più antiche poste in rilievo, risale alla metà del Novecento. Precedentemente era riccamente ornato di marmi e di preziosissimi bronzi opera di Tiziano Aspetti, opere ora isolate e dislocate. Le vetrate della cripta sono opera moderna inaugurate nel 2010 del professore Richard Demel. A destra delle due scalinate di accesso si trova una stanza in cui è possibile ammirare le fondazioni della cattedrale, mentre a sinistra si trova la cappella della Santa Croce. La cappella della Santa Croce si trova al di sotto della sacrestia dei canonici ed è stata costruita nel 1676 per volere dell'illustre canonico letterato Giambattista Vero. Le decorazioni e le pitture raffigurano la storia della vera croce. L'altare, prezioso lavoro in stile tardomanierista caratterizzato dall'uso di marmi neri e bianchi e inserti a marmi policromi, occupa il fondo del vano. La cancellata dorata sopra la mensa chiude una nicchia dove veniva conservato la reliquia della croce. Nella cappella sono deposti i feretri dei vescovi di Padova a partire dal vescovo Francesco Scipione Dondi dall'Orologio, seguito poi dai vescovi Federico Manfredini e Giuseppe Callegari, i cui corpi furono traslati nel 1945 poiché la cappella funeraria neogotica che li ospitava presso il cimitero monumentale vicino al santuario dell'Arcella venne colpita da un feroce bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1988 venne deposto il feretro di Filippo Franceschi e nel 1992 quello del vescovo emerito Girolamo Bartolomeo Bortignon. Dopo aver risalito le scale e aver passato la sacrestia dei canonici arriviamo alla cappella del Santissimo Sacramento. Nella parete destra del transetto possiamo osservare il monumento funebre del vescovo Pietro Barozzi, attribuito ad Alessandro Vittoria. Alle pareti si possono ammirare due belle tele settecentesche di autori ignoti che raffigurano, rispettivamente, la consegna delle tavole della legge e la caduta della manna. Nella cappella è posto l'imponente altare barocco del Santissimo Sacramento di Giorgio Massari. Esso è una grandiosa composizione settecentesca in marmo bianco di Carrara. È decorato da due grandi angeli marmorei, quello a destra di Tommaso Bonazza e quello a sinistra di Jacopo Gabano, entrambi del 1751. I pannelli in bronzo sono stati eseguiti anch'essi dal Gabano e raffigurano l'orazione nell'orto, l'ultima cena, la lavanda dei piedi, la predicazione del Battista, il miracolo della manna e la moltiplicazione dei pesci. Infine, possiamo ammirare una tipica tomba tardo medievale dell'anno 1420 con l'arca sorretta da mensole, sulla quale riposa la figura di Pileo da Prata, vescovo di Padova. Essa è stata realizzata da Pier Paolo delle Masegne. Nella cappella di San Giuseppe o Penitenziale si può notare un altare, opera di Tommaso Bonazza, e la pala della Vergine in trono con San Cesareo e Giuseppe di Giovanni Antonio Pellegrini.
Attualmente nell'altare si trova il corpo della Beata Eustachio traslata dalla chiesa di San Pietro il 10 febbraio 2019 su disposizione del vescovo Claudio Cipolla in occasione dei 550 anni della sua morte. A sinistra si può vedere anche un magnifico crocifisso ligneo del XV secolo. La cappella di San Gregorio Barbarigo che si apre lungo la navata sinistra, sono conservate le sue spoglie mortali. San Gregorio Barbarigo, di nobile stirpe veneziana, fu per la diocesi di Padova e per tutto il Veneto l'attuatore delle disposizioni del Concilio di Trento. L'altare è opera di Giorgio Massari, mentre la statua del santo è lavoro di Francesco Androsi. È arricchito dai busti bronzei dei 4 santi protettori di Padova, opere dell'orafo Angelo Scarabello. Dietro l'altare crocifissione con Sante Maddalena e Caterina, di Pietro Damini. Dopo la cappella di San Gregorio troviamo la cappella di San Gerolamo con splendida pala di Pietro Damini, San Gerolamo che si percuote con un sasso. Vi è raffigurato il committente, Girolamo Selvatico. Infine, abbiamo la cappella della Madonna dei Ciechi, che si trova davanti la porta laterale sinistra. Tale cappella è detta della Madonna dei Ciechi perché fermavano i non vedenti, sicuri di trovare l'uscita. Sull'altare in marmo bianco è collocata una pala di Antonio Buttafogo sulla quale è inserita una tavola quattrocentesca, forse dello Squarcione, raffigurante la Vergine e il Bambin Gesù. Al termine di questo video, che spero abbiate apprezzato, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, a voi non costa nulla, ma ogni nuova iscrizione per me rappresenta un incentivo a migliorare sempre di più. Grazie!